Attenzione, tifosi azzurri! È appena arrivata una nuova notizia direttamente dal dietro le quinte del calciomercato che potrebbe rappresentare il capitolo finale nella composizione della rosa dei sogni di Antonio Conte al Napoli. A dare questa notizia è niente meno che Niccolò Ceccarini, uno dei giornalisti più rispettati quando si parla di calciomercato in Europa. Nel suo editoriale su TMV, Ceccarini ha fatto una radiografia completa della situazione di Milan e Napoli e quando l'attenzione si è spostata sui piani di De Laurentiis e Conte, l'informazione è arrivata con tutta la sua forza. Ma prima di rivelare qual è l'ultimo tassello del puzzle che Conte richiede per completare la rosa azzurra, metti un like al video, iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché il mercato è in fermento e non puoi perderti nessun dettaglio. Secondo Ceccarini, con gli arrivi di Lorenzo Lucca in attacco e Sambuchema in difesa, il Napoli ha praticamente completato la rosa. Ma Conte non è ancora soddisfatto al 100%. Vuole di più e ha chiarito alla dirigenza che manca un ultimo rinforzo, un tassello decisivo. Quel giocatore di punta, capace di sfondare le difese, sbilanciare nei momenti critici e cambiare il ritmo della partita. E il nome che continua in cima alla lista? Dan Ndoye, del Bologna. Il Napoli ha già un accordo verbale con il giocatore svizzero, che è completamente sedotto dall'idea di indossare la maglia azzurra. Il problema? La differenza finanziaria con il Bologna, che insiste su cifre più alte del previsto, e la trattativa, sebbene avanzata, non è ancora stata conclusa. Ma Ndoye non è l'unico nome in discussione. Secondo Ceccarini, il Napoli sta monitorando anche Antonio Nusa, del Lipsia, e Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. Questi due nomi, sebbene allettanti, sono ancora lontani dal concretizzarsi. Negli ultimi giorni non sono stati registrati progressi significativi. Nel frattempo, un altro settore del campo ha ancora bisogno di rinforzi, la porta. Con la situazione di Meret ancora indefinita, il Napoli è in contatto con il Torino per cercare di rendere possibile l'arrivo di Vanja Milinković-Savić. E questo accordo potrebbe arrivare in un doppio pacchetto, includendo anche il nome di Ngonge. Conte vuole una squadra completa in tutte le posizioni. E questo movimento tra Napoli e Torino potrebbe essere l'ultimo tassello per rendere la rosa competitiva al 100%. Ora vogliamo sapere da te, tifoso del Napoli, chi sceglieresti per essere l'ultimo tassello del puzzle di Conte? Dan Ndoye, Nusa o Chiesa? E in porta, ti fidi dell'arrivo di Milinković-Savić per sostituire Meret? Lascia la tua opinione qui nei commenti. Perché la formazione della squadra non è ancora completa e la tua voce fa parte di questo viaggio. E, naturalmente, un grande grazie a tutta la community che segue il nostro canale. Siete una parte fondamentale di questo progetto.